per la presentazione di un evento significativo, il 44esimo convegno della Caritas italiana, che si terrà a Grado dall'8 all'11 aprile. Sono previsti oltre 700 delegati provenienti da tutta Italia, riuniti sotto il tema Confini, zone di contatto, non di separazione. Il convegno avrà anche un respiro internazionale, con la presenza di rappresentanti delle Caritas di Slovenia, Austria, Croazia e Grecia. A voi la linea. Delegazione Caritas Nord-Est con il direttore e presidente anche di Caritas Italiana, come si usa fare annualmente in tutte le regioni ecclesiastiche. Quindi, quest'oggi era il turno della delegazione Caritas del Nord-Est, che comprende il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Quindi presenti con noi sono anche i direttori delle Caritas, delle 15 Caritas diocesane del Nord-Est. Perché qui si terrà in aprile il convegno nazionale delle Caritas diocesane. A Gorizia perché? Non lo dirò io, perché lo dirà il presidente arcivescovo Monsignore Daelli e il direttore Don Marco Pagnello, nonché il delegato regionale Andrea Baracchino, così li ho già presentati tutti e tre. Abbiamo qua in assoluto anteprima anche la proposta di logo del convegno nazionale, prende spunto da un particolare, da un dettaglio che gli abitanti di Gorizia conoscono bene, è quel disco che si trova al centro della piazza Transalpina e che è un po' il simbolo del confine. Quelle tre onde, quelle tre linee che attraversano questo confine sono le tre vie di Papa Francesco, le tre vie indicate a Papa Francesco come prioritarie per Caritas Italiana e per le Caritas in Italia: la via del Vangelo, la via degli ultimi e la via della creatività, attorno alle quali abbiamo organizzato gli ultimi convegni nazionali. In questo caso, come ho già anticipato, il tema che sta sullo sfondo di questo convegno è proprio quello del confine e la nostra volontà di andare oltre, di superare questo confine, di confrontarci questo confine, che è un luogo di incontro, di scontro, di chiusura e di apertura, come tutti noi conosciamo, che siamo nati, cresciuti e viviamo sul confine. Detto questo, ringrazio tutti i presenti, ringrazio in modo particolare la diocesi di Gorizia che ci ospita e anche i suoi operatori nel settore della comunicazione, e do per primo la parola a Monsignor Carlo Redaelli, che introduce appunto soprattutto il significato di questo convegno qui a Gorizia. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie della vostra disponibilità. Ecco, Caritas Italiana è il 44esimo convegno nazionale, una volta all'anno ci troviamo. Seguiamo di solito, siamo una volta al sud Italia, siamo ospiti, una volta al centro, una volta al nord. È un'occasione molto preziosa per noi perché ci sono praticamente delegati di tutte le oltre 215-17 Caritas italiane, praticamente una per diocesi, che vengono, partecipano con molta partecipazione, anche con molto interesse, anche un'occasione di scambio, di dialogo, di crescita insieme. Ci saranno circa 600 gli invitati, quelli che verranno dalle diverse zone d'Italia, e appunto è un'occasione di confronto, un'occasione anche di conoscenza del territorio. Soltanto io stesso che ho proposto, toccando al nord quest'anno questo convegno, ho proposto appunto la nostra zona di confine, anche collegandomi con l'esperienza che penso stiamo già vivendo, ma vivremo ancora con più intensità l'anno prossimo, di Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Forse sapete che già qualche anno fa, parlando proprio qui a Gorizia, ho cambiato le parole, nel senso le ho semplicemente girate, ho detto che mi piacerebbe che Gorizia e Nova Gorizia fossero la capitale della cultura europea, pensando non tanto ovviamente alle tematiche a volte un po'
di fatica che ci sono attualmente in Europa, ma i valori fondanti dell'Europa. Per dirla molto semplicemente, se non ci fosse l'Europa, qui ci sarebbe ancora un confine invalicabile, ci sarebbero ancora le guardie di frontiera dei due eserciti, delle due nazioni, che passerebbero avanti e indietro come facevano un po' di anni fa, no? Quindi la cosa sarebbe molto, molto complicata. Ovviamente Caritas da sempre lavora con grande attenzione soprattutto nei confronti degli ultimi, dei poveri, ma appunto secondo la via del Vangelo, e anche con quella creatività a cui ci invita Papa Francesco. E certamente il tema del confine è particolarmente interessante per Caritas, proprio perché il primo confine lo abbiamo dentro di noi, no? Il confine tra quell'aspetto che tutti abbiamo anche di attenzione, di emozione, di generosità verso chi è povero, dall'altra la paura dell'altro, la paura del diverso, la paura di chi in qualche maniera lo sentiamo che invade in qualche maniera nella nostra realtà. Un piccolo esempio che qualche volta faccio, ma penso sia esperienza di chi, adesso purtroppo spesso ci sono molti solo figli unici, chi ha qualche fratello, qualche sorella, e chi è fratello o sorella maggiore sa molto bene che io sono fratello maggiore di altri 3 fratelli, di una sorella e 2 fratelli. L'esperienza del bambino che dice: beh, se nasce un fratellino vuol dire che la torta dell'amore dei miei genitori viene divisa in 2, no? Se diventano in 3 diventa in 3, in 4, cioè c'è questa idea che in qualche maniera l'altro, in qualche maniera interviene dentro la tua realtà, ecco, invece di vederlo come un altro che arricchisce. Allora il tema del convegno vorrà essere proprio questo: vedere l'esperienza del confine, che non è necessariamente negativa, nel senso il confine dice anche che siamo diversi, e questa è la cosa che è bella, non siamo tutti uguali, no? Abbiamo esperienze, tradizioni, anche purtroppo qui nel confine sofferenze anche diverse, memorie diverse, l'abbiamo appena ricordato il giorno della memoria, no? Tante fatiche, però il confine può essere superato, può essere l'occasione che ti stimola ad andare incontro all'altro, a capire chi è l'altro, a capire che sì, è diverso da te, ma insieme è uguale a te, ha le stesse esperienze, ha le stesse emozioni, ha le stesse paure, ha le stesse generosità, diciamolo in termini cristiani, anche agli stessi peccati, gli stessi limiti. Quindi il nostro convegno vuole essere un'occasione per crescere proprio su questo, può essere un'occasione molto bella. E naturalmente può essere l'occasione, concludo, per lasciare parola poi su come si organizzerà, quali sono un po' le tematiche affrontate da parte di Don Marco. È anche un'occasione per far conoscere il nostro territorio. Ho visto recentemente anche l'esperienza, forse sapete, della Marcia della Pace che Caritas, Pax Christi, Popolarini e altre realtà, l'Azione Cattolica hanno organizzato proprio qui a Gorizia. Il fatto di essere partiti intanto da questo sacrario di Jugoslavia, ma mi dicevano recentemente che anche a Trieste non lo conoscono, no? Tutti conoscono Re di Puglia, ma non conoscono 57.000 morti in ordine alfabetico, no? Tutti i cognomi italiani li troviamo tutti lì, no? Partire da lì per passare l'Isonzo, passare davanti alla sinagoga dove 80 anni fa è sparita completamente la comunità ebraica di Gorizia, arrivare in piazza Transalpina e concludere alla cattedrale di Nova Gorizia, dove sapete al secondo piano sotterraneo c'è un rifugio antiatomico perfettamente funzionante. Questo ha creato grande attenzione. Tra l'altro una mezza giornata del convegno saremo proprio qui a Gorizia, proprio per fare fisicamente anche l'esperienza del confine. Ma lascio la parola a Don Marco che ci spiega come è articolato il nostro convegno. Ok, grazie Monsignor Redaelli. Don Marco è direttore di Caritas Italiana, questo è il suo secondo convegno nazionale, o il già il terzo da direttore? Ok, il terzo convegno nazionale, quindi lui è il, diciamo, ha tutte e 3 le vie nella sua esperienza di direttore. Il primo era un po' da pandemia, forse per quello che l'avevamo fatto in una chiesa perché non si poteva. No, a Roma nella chiesa di San Paolo fuori le mura perché non si poteva fare fuori per via della pandemia. Ok, quindi a lui la parola per spiegare un po' questo convegno in particolare, come sarà organizzato e su quali temi ruoterà. Grazie, buongiorno, bentrovati. Sul senso del convegno credo che Monsignor Redaelli abbia già detto tanto. Per noi il confine è zona di contatto, naturalmente partiamo da questo assunto, è un'opportunità, una possibilità per incontrare
la diversità e far sì che la diversità non sia un problema ma che diventi una risorsa. Il confine non è soltanto quello fisico, naturalmente, per noi che quotidianamente siamo in ascolto della realtà, tante volte facciamo i conti con i vari confini nel pensiero, anche nel cammino della propria fede, tra quello che si può fare e quello che non si può fare. Quindi su tutti questi temi, su tanti altri, i delegati delle diverse Caritas diocesane si ritroveranno appunto per ascoltare e per confrontarsi insieme. Il convegno ci sarà dall'8 all'11 di aprile a Grado. Ne approfitto per ringraziare da subito la comunità di Grado che si è messa a disposizione nelle sue diverse figure per meglio accoglierci e per mettere a disposizione le proprie risorse. Come sempre saremo invitati a metterci in gioco tutti, quindi non soltanto nell'ascolto di chi verrà a portarci la propria esperienza, e qui segnalo la presenza per esempio del Cardinal Zenari, che vive una situazione di grande confinamento perché è arcivescovo e nunzio, in Siria, vive la situazione siriana, non solo quella del terremoto ma quella di un conflitto oramai che dura e va avanti da diversi anni. È una situazione, quella siriana, che rischia di essere dimenticata, e quindi sarà con noi, così come saremo in ascolto di tante risorse di questo territorio, e qui penso alle famose regioni del nord-est, perché le persone che ci aiuteranno nella riflessione sono espressione di questo territorio, di queste regioni, così come però, come diceva il Vescovo, vorremmo aprire la nostra riflessione anche all'Europa. La presenza del presidente di Caritas Europa in mezzo a noi, l'esperienza di altre Caritas nazionali europee, proprio per confrontarci insieme e soprattutto su come il confine non è un limite ma può essere un'occasione. Torno su questo, perché credo che in questo momento dobbiamo non solo soffermarci sulle fatiche ma soprattutto sulle possibilità che una realtà come quella del confine ci offre, e poi soprattutto lo spazio ai delegati. Nella giornata di mercoledì ci saranno 4 ambiti di confronto in cui i delegati potranno concretamente mettersi in ascolto gli uni degli altri, confrontarsi e venire a conoscenza di quelle prassi che nel nostro paese, nella nostra Chiesa italiana, già sono in atto e che permettono appunto di aprire queste vie nuove. In questo tempo mi piace pensare anche a vie che sono vie di riconciliazione e di pace, perché poi il conflitto a volte, tante volte noi lo associamo alla parola confine, conflitto, e quindi al tema della guerra, e a volte lo sentiamo come molto distante da noi, e invece a volte i confini, che sono quei confini che ci sono anche dentro di noi, generano conflitti anche nelle relazioni che viviamo tra di noi. E qui questi 4 ambiti di confronto, che avranno tematiche specifiche, come per esempio il confine tra carità e giustizia, il confine anche nel vivere una presenza minoritaria, qui l'esperienza siriana, ma l'esperienza anche di una comunità religiosa particolare, che è quella dei piccoli fratelli, delle piccole sorelle, l'esperienza di Charles de Foucault, che vivono in alcuni luoghi in cui sono minoranza cristiana, che però attraverso la testimonianza silenziosa a volte aiutano comunità intere ad andare oltre il confine, e così via. Quindi saranno giorni in cui ci mettiamo in ascolto, ci confronteremo tra di noi per poter continuare quel grande servizio che facciamo non solo alla Chiesa italiana, permettetemi di dire, ma al Paese, l'Italia, che è quello di includere le persone in difficoltà e di ridare dignità alle persone che accettano di camminare con noi per uscire da quel confine che è la povertà, e per poter poi continuare il proprio cammino liberamente, senza il peso appunto di povertà che a volte confinano in angoli bui, quelle famose periferie esistenziali al quale Papa Francesco sempre ci richiama. Grazie Don Marco.
non è solo l'arcidiocesi di Gorizia a ospitare questo convegno, ma è la delegazione Caritas del Nord-Est, come dicevo prima, quindi abbiamo il delegato Caritas Nord-Est, Andrea Baracchino, che è direttore della Caritas di Concordia Pordenone e, come dicevo, appunto delegato per tutte le 16 diocesi del Nord-Est e Nord-Est. Sì, buongiorno a tutti, anche da parte mia, grazie per la presenza e l'attenzione. Dico un po' questo avendo vissuto parecchi convegni nazionali, non tutti fortunatamente nel ruolo di direttore, che è veramente una occasione importante per quello che abbiamo potuto vedere, anche un'occasione, come diceva il Vescovo prima, di conoscenza del territorio e soprattutto la capacità che c'è nel convegno di mettere vicino e di centrare il tema sulla base del luogo. Poco fa abbiamo discusso di vari luoghi, dell'animazione della carità, eccetera. Ecco, riuscire a far dialogare quello che è il luogo, quello che è la presenza simbolica di quel confine con quello che è il tema, è uno, credo, dei punti arricchenti di questo appunto convegno. Un convegno che ha visto in dialogo con Caritas nazionale pensare a quali potevano essere le persone, come diceva Don Marco prima, da coinvolgere, quindi quelli che potevano essere appunto i relatori, come esperienza del territorio, di un territorio vasto come quello della regione ecclesiastica del Nord-Est. Dall'altra parte un compito che viene affidato alla delegazione, oltre a quello che è la preparazione dei momenti appunto liturgici, anche nell'ultima giornata uno spazio particolare che viene riservato ai giovani. È un'attenzione che ormai da diverso tempo Caritas italiana ha all'interno dei propri convegni, e in questa occasione si cercherà di sentire e ascoltare quello che è l'attenzione dei giovani sul tema del confine, sapendo che già ci porteranno parole e probabilmente anche punti di vista completamente nuovi, no? Persone che determinati confini non li hanno proprio visti. Ecco, trovarci a riflettere di questo con chi non ha avuto magari l'esperienza fisica del confine, credo che sia per tutti i delegati un'esperienza veramente arricchente, un punto di vista nuovo, anche per non cedere nella tentazione che poi certi confini stanno un attimo a ritornare su. E chiudo dicendo questo, nell'ottica sarà anche un'esperienza di, come dire, accoglienza, e nell'ottica dell'accoglienza vogliamo anche ricordare che il nostro territorio ma ci sono persone molto più esperte di me in sala per poterlo dire, ha comunque una radice in quello che è la chiesa di Aquileia, e non è stato possibile nel programma generale del convegno pensare a una visita, insomma spostare 600 persone ha comunque il suo peso, insomma la sua difficoltà, però abbiamo pensato di dare due, diciamo così, momenti a chi parteciperà al convegno, come un prima e un dopo, quindi la possibilità della visita al santuario di Barbana per quanto riguarda chi arriverà la sera prima, il lunedì, e la possibilità poi della visita il giovedì in chiusura del convegno della appunto basilica, perché parliamo di confini ma parliamo anche di una chiesa che ha 2000 anni di storia anche in questo territorio, quindi è importante insomma anche come dire, riuscire a sottolineare questo, ecco. Benissimo, grazie Andrea. È stato detto quasi tutto, però se qualcuno ha qualche piccola domanda, qualcosa da chiedere, questo sarebbe il momento previsto per farlo. Sì, solo un'informazione. Lei Fox, magari del sotto quotidiano il piccolo, scusate se non mi seguo, il momento della giornata goriziana, del convegno.
c'è già un programma dettagliato. Sì, vivremo il momento a Gorizia martedì 9 aprile nel pomeriggio, quando intorno alle 15:30 ci sposteremo da Grado per arrivare a Gorizia. Lì ci sarà un momento di preghiera nella famosa piazza Transalpina, ma in questo momento proprio oggi Ci sono dei lavori. quindi stiamo Vediamo cercando come organizzarci e se poterla fare lì, o comunque se non si potrà fare lì sceglieremo. In 15:30 un momento di preghiera. Al 17, Sì, 17 il tempo il pesce parte da... si va via da Grado alle Quindi per le 15:30. 17 Sì, diciamo. 17 questo è il momento di preghiera, alcune testimonianza, poi alle 18:30 la celebrazione eucaristica nella chiesa del Sacro Cuore e poi anche il momento di festa tra di noi, tra i convegnisti, e quindi ci sarà una cena tipica a Gorizia. Comunque a Gorizia non c'è convegno, diciamo. No, Il convegno ci sarà a Grado. Dove esattamente? All'auditorio in grado. All'auditorio. Sì, sì. E qui dicevo, il grazie va anche all'amministrazione di Grado che ci sta mettendo in disposizione diverse strutture. Auditorio online vuol dire. Sì, sì, esatto. Progressi, scusa, Progressi. Altre domande? Sì, vorrei dire grazie anche agli albergatori di Grado che si sono messi già a disposizione, perché appunto c'era anche un'accoglienza, non c'è un solo albergo che ci accoglie i 600, quindi c'è stata una grande attenzione. Approfitto, io Bianchi di Goriziano. Abbiamo parlato del momento di Gorizia, no? Quindi ci sarà sulla Transalpina, lavori sì, lavori no, insomma. E invece di mettere la cera, togli la cera, metti la giara, togli la giara, in questo caso. Ma non andrete poi fisicamente a Nova Gorizia, cioè per la Marcia della Pace c'è stato l'attraversamento fisico, immagino per tempistiche ci sarà un momento lì, ma non ci sarà nulla a Nova Gorizia. No, comunque nella tavola rotonda ci sarà ovviamente Caritas Slovena. Chiaro. Presente, c'è la Nazionale. nazionale, sì, sì. Ultimo convegno nazionale che si è tenuto in zona? A Padova e Colli Uguali, ad Abolo nel 2000, prima del Covid, 19. E in regione? Così. Giorni non ricordo che sia stato. In regione non abbiamo ricordi A memoria d'uomo. Quindi forse il primo convegno nazionale in regione? Sì. Lo diamo per certo? Nei 44 anni il primo convegno nazionale in regione. A memoria di vescovo. No, sì, d'accordo, ma diciamo Caritas, sì, Caritas nazionale, sì. Grazie. Per un'occasione. Bene, allora grazie della vostra partecipazione. Naturalmente chi è intervenuto è a disposizione per eventuali altre domande anche singolarmente o piccolo intervisto. Prego.